E allora, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Devo dire numerosi, quindi ci fa particolarmente piacere perché è il primo capoluogo ex provincia dove andiamo a presentare il nostro progetto. Voglio semplicemente dirvi, prima di cominciare il mio intervento, un aspetto. Noi siamo nati come associazione di promozione sociale. Ci siamo messi insieme un gruppo di cittadini in tutta la Sicilia e abbiamo portato avanti un progetto di legge di iniziativa popolare. Grazie all'articolo 12 è possibile proporre al Parlamento siciliano un progetto di legge di iniziativa popolare, praticamente sostituirsi a un deputato regionale. Ci siamo messi in giro per la Sicilia, questo l'abbiamo fatto esattamente il 17 dicembre del 2013 e abbiamo raccolto circa 12.000 firme. Servivano 10.000 firme, ne abbiamo certificato, ed è stato un lavoro veramente eccezionale perché tutte queste firme dovevano essere tutte certificate dal consigliere comunale piuttosto che dall'assessore piuttosto che dal sindaco e dovevano essere tutti completi di certificato elettorale, quindi abbiamo depositato il 27 marzo del 2014 un progetto di legge che lo stesso giorno è diventato un disegno di legge. A partire da cosa dice questo progetto di legge? Noi abbiamo proposto alla politica siciliana una soluzione, tutta nero su bianco. L'abbiamo proposto come soluzione a quello che in questo momento è del grado di povertà, la nuova migrazione giovanile. Abbiamo depositato non solo le 12.671 firme, ma abbiamo accompagnato questo progetto di legge anche da 2.500 firme online di tutti i siciliani che vivono fuori dalla Sicilia. Abbiamo accompagnato anche delle delibere di consiglio comunale. Ci sono stati più di un comune in Sicilia che hanno deliberato a sostegno di questo progetto di legge. Noi abbiamo depositato un progetto dove riuscivamo a dimostrare carta alla mano che era possibile realizzare subito in Sicilia 250.000 posti di lavoro. Riuscivamo a dimostrare che potevamo accreditare a tutte le famiglie siciliane in stato di povertà assoluta, e guardate che in Sicilia il stato di povertà assoluta sono 250.000 e in stato di povertà relativa e sono altre 400.000, quindi totale 600.000 famiglie per 2 persone e mezzo, questa è la media, quindi a 1,5 milioni di cittadini potevamo far arrivare un reddito sociale in valuta grano pari a 10.000 euro l'anno. Tutto dimostrato scientificamente. Siamo andati insieme a tutti quelli che facevano parte della squadra, eravamo in 7, in terza commissione parlamentare il 6 maggio, presente il presidente della commissione onorevole Bruno Marziano e tutti i deputati che facevano parte di quella commissione. Dopo che l'abbiamo illustrato, la risposta è stata secca, lapidaria. Cioè, voi qui ci state rappresentando una svolta epocale. Qui non si tratta, e tutto registrato, tutto
documentato, basta andare a vedere sul nostro canale YouTube, si sente, c'è il Marziano che fa questa dichiarazione. Qui non si tratta di dipingere di marrone le pareti dell'Assemblea regionale, questa è una svolta epoca. Noi non lo possiamo fare. Se voi volete realizzarlo, fatevi un partito e chiedetelo all'elettore. Subito la prima obiezione che ci abbiamo, ma come? Il vostro partito, il suo partito, il partito dei deputati presenti non hanno nel loro programma lavoro e reddito sociale. No, la risposta che ci siamo sentiti dire di fronte a un regalo, perché noi l'abbiamo omaggiato la politica, è no, non fanno parte del nostro programma politico. E allora siamo stati costretti, nostro malgrado, perché di quelli che vedete qui non c'è nessuno che ha mai fatto politica, non siamo dei politici, però visto che c'è stata lanciata una sfida, l'abbiamo accolta con piacere. Va bene, volete che facciamo un partito che si chiama Progetto Sicilia, che nella parola progetto c'è 3 lettere, Pro Sicilia. Quindi noi siamo impegnati in questo momento a spiegare come è possibile realizzare la piena occupazione, perché parliamo di piena occupazione, e come accreditare alle famiglie che hanno bisogno, che hanno necessità, perché parliamo qui in questo momento di mettere in discussione la dignità delle persone, perché 1,5 milioni di cittadini siciliani che vivono in stato di degrado o di povertà significa mettere in seria discussione la dignità delle persone. E allora noi abbiamo detto, guardate che è semplice, creare il lavoro è la cosa più semplice di questo mondo, perché alla domanda che uno fa, il disoccupato dice, ma tu perché non lavori? Perché non c'è lavoro, ed è falso. Tutto si può dire in Sicilia, tutto si può dire tranne che manchi il lavoro. Oggi noi ci troviamo a Trapani, quindi nella valle del Belice. Io non so mai se dice Belice o Belice, Belice, nella valle. È il 47° anniversario del terremoto del Belice. Ho sentito in questi giorni tutti i sindaci che intervenivano, che nelle varie trasmissioni del TG3 dicevano che mancano a 47 anni dal terremoto ancora mancano investimenti strutturali primari. Si parla ancora che ci sono delle zone dove manca la fognatura. Stimano che per arrivare a un punto di normalità servirebbero 200 milioni di euro di investimenti pubblici più 400 milioni di investimenti in edilizia popolare. Quindi di fronte a questi numeri si può dire che manchi il lavoro, tutto possiamo dire tranne che manchi il lavoro. La regione siciliana ha un deficit infrastrutturale rispetto a tutti i territori italiani alla media di 40 miliardi di euro. Quindi tutto possiamo dire in Sicilia tranne che manchi il lavoro. Cosa manca? L'ha detto prima Salvo Fanari, manca la liquidità. E allora, viste le particolari prerogative, guardate quando vi dicono che lo statuto non va bene, che non è buono, che non serve, sono tutte fesserie. Non è stato mai applicato, o è stato applicato
in quelle parti che è servito a favorire i nostri politicanti, i nostri politici, ma sullo statuto speciale della regione siciliana, che è parte integrante della Costituzione, non si deve neanche discutere, perché dire che non è stato applicato lo statuto è come dire non è stata applicata la Costituzione, hanno lo stesso valore giuridico. Quindi, e allora cosa diciamo noi di Progetto Sicilia? Innanzitutto non parleremo di problemi, noi i problemi li abbiamo riassunti in questa tabella, ma non vogliamo parlarne, noi vogliamo parlare di soluzioni. E allora il nostro disegno di legge si chiama disegno di legge numero 730 del 27 marzo 2014 per la moneta siciliana grave. E se vi dicono che non si può fare, non è vero, si può fare subito, immediatamente, subito. E ora vi spiego, salto tutti i numeri della regione siciliana perché noi, a me serviva la moneta, dove allora con uno schedino semplice vi facciamo vedere come funziona. Allora partiamo da un concetto, l'abbiamo detto prima, noi abbiamo una Ferrari. La Ferrari è la Sicilia. Poi abbiamo un motore che è eccezionale, che è lo statuto, 1000 cavalli a disposizione. Però abbiamo una Ferrari con un gran motore e ci manca il carburante. Manca la liquidità. E allora come facciamo a inserire questa liquidità? Ed è semplicissimo. Se noi per un momento, guardate bene, e non abbiamo, e lo facciamo nel rispetto di tutte le norme, nel rispetto della Costituzione, nel rispetto di tutti i trattati europei. Quello che noi vogliamo fare è realizzabile subito, nel pieno rispetto di tutte le norme, codici e trattati. Tutto. Quindi, se vai nella pesca, l'hai trovato moneta, e allora ti do la pendrive. Scusate solo un attimo. E allora, nella valigetta c'è la pendrive. La mia valigetta forse. E allora, continuo io, tanto noi facciamo una cosa semplicissima. Abbiamo detto che siamo in grado di dare a 1 milione di famiglie siciliane E allora, abbiamo detto che possiamo dare, lo possiamo fare subito, quindi accreditare a 1 milione di famiglie siciliane e a 100.000 imprese siciliane, in ragione di una ogni 2 dipendenti, quelle che fanno attività produttive, e a 1 milione di famiglie, quindi per un totale di 1.200.000 card, noi gli diamo 1 milione ad ognuno 5.000 grammi. Un grammo vale 2 euro, diamo quindi la possibilità, capacità di spesa pari a 10.000 euro l'anno. Quindi ipotizziamo per un momento, me la metti una cosa Istat, ipotizziamo per un momento che noi alla famiglia di
salvo famare, dessimo 5.000 grammi. Cosa succede se noi a tutte le famiglie in difficoltà, e ipotizziamo che siano 1 milione, dessimo un equivalente di 5.000 grammi, che sono 10.000 euro, succede una cosa bellissima, un miracolo. Noi mettiamo in moto l'economia siciliana. Io non mi dilungherò, però il concetto è semplice. Noi in Sicilia abbiamo detto che abbiamo una Ferrari che è rappresentata da 1280 chilometri di costa, milioni di ettari di terreno fertile. Noi siamo al punto 37.09, latitudine nord, quindi speculare alla California, dove con un dito si infila un seme ed esce un albero. Abbiamo 120 siti archeologici tra i più importanti al mondo. Il 10% del patrimonio culturale artistico è in Sicilia, 1/3 in Italia, 1/3 del terzo in Sicilia. Abbiamo turismo, abbiamo patrimonio culturale, abbiamo l'agricoltura. Il concetto qual è? Non si deve investire in aziende che sono facilmente delocalizzabili. Questo è valso per me che facevo tessere, ma abbiamo visto cosa è successo a Termini Imerese. L'unico stabilimento della Fiat chiuso al mondo in Sicilia. Sappiamo quello che sta succedendo alla Micron a Catania, anche Averna è andata via dalla Sicilia. Sono tutti prodotti, settori facilmente delocalizzabili che non reggono la concorrenza degli altri. Quindi noi dobbiamo investire nei settori specifici della regione siciliana: agricoltura, turismo e valorizzazione dei beni culturali, artistici, paesaggistici, ambientali, che quello è il nostro petrolio. Non è Gela, Augusto, Milazzo. Quelli sarebbero da andare al suolo subito, fare parchi tematici e centri di benessere. A noi del petrolio restano solo i tassi, gli indicatori di tumori infantili più alti al mondo. Ci sono degli studi fatti dagli enti di ricerca su Gela, dove ci dicono che il tasso di tumori infantili a Gela è tra i più alti al mondo. Noi non abbiamo bisogno né di estrarlo il petrolio né di lavorarlo, anche perché in Sicilia ci restano solo le malattie e i disastri che fanno dalla lavorazione di tutti i prodotti petroliferi, chimici e compagnia bella. Noi abbiamo in Sicilia tutto, e per farlo funzionare sta Ferrari non dobbiamo fare altro che una cosa semplice. Pensateci, io ho lasciato un po' di più quello schema di un sistema monetario. Pensateci bene, per farlo funzionare dobbiamo semplicemente dare a chi non ha la possibilità, accreditare, omaggiare, dare gratis una valuta siciliana, perché
due cose. Una, Monsignore, di carattere sociale, umanistico, di grande valore. Quindi diamo la possibilità che queste famiglie non vadano alla Caritas. Diamo a queste famiglie la possibilità di non dover dipendere da alcuno, ma di potersi come almeno alimentare. Quindi diamo questa moneta siciliana che ha un solo vincolo. Uno, deve essere spesa per prodotti e servizi siciliani. Solo questo cioè, io ti do questa valuta siciliana, tu non devi solo spendere, non mi devi niente, ti vengono regalati, omaggio, la devi spendere per favorire la produzione e la crescita, lo sviluppo della regione siciliana e quindi l'occupazione. Con questa moneta, che poi è sempre in circolazione, guardate bene, perché come avete visto nello schema di prima, io te la do, tu fai gli acquisti, il negoziante che ha venduto il prodotto a sua volta la utilizza per pagare i suoi fornitori, ma c'è una cosa che si può fare solo in Sicilia, che tutti ci invidiano. Tutti ci invidiano gli amici spagnoli della Catalogna, ce lo invidiano in Scozia, ce lo invidiano anche i leghisti. Tutti infatti vorrebbero, cosa vorrebbero? 5 articoli dello Statuto Speciale della Regione, 5, il titolo quinto, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 6, anche 6 articoli, il titolo quinto dello Statuto. Perché? Perché la regione siciliana è l'unico territorio nell'Eurozona, è l'unico territorio che la regione può accettare i tributi come vuole. Non c'è scritto che devono essere pagati in lire o in euro. Non c'è scritto, ma neanche nella Costituzione si parla di lira o euro. Ma nello Statuto Speciale della Regione Siciliana si parla di valuta. La Regione Siciliana ha sovranità tributaria. Quindi chi deve pagare le tasse? Chi deve pagare le tasse? E di tasse, se c'è qualche commercialista qui, lo possiamo spiegare ancora meglio. Le tasse, parliamo di IVA, IRES e a maggior ragione IRAP, perché è una tassa regionale. Perché? Pensateci, c'è una cosa che ci distingue, vi do una dimostrazione pratica. Perché è così? Se noi non paghiamo per una volta le tasse, a noi ci arriva un avviso dall'Agenzia delle Entrate. Dici paga le tasse, se non paghi le tasse ti mandiamo la cartella. Chi la manda la cartella? Equitalia? No? Riscossione Sicilia. Questa riflessione è la riflessione che testimonia che le tasse in Sicilia si pagano in Sicilia, non devono essere pagate a Roma. Se noi nell'F24 scriviamo paga presso la regione siciliana, facciamo la cosa più giusta di questo mondo, facciamo la cosa più legale. Nessuno lo può contestare, è qualcosa di incontestabile, tant'è vero che stanno provando in questi giorni, intanto che noi parliamo, il nuovo assessore mandato da Renzi vuole, indovinate che cosa vuole emanare? No, lo statuto, non gli interessa lo statuto. Riscossione Sicilia. Riscossione perché? Perché la testimonianza che in Sicilia lo statuto lo applichi quando vuole. E la testimonianza vivente
riescono a farlo odiare i nostri politici. Perché? Perché dove lo utilizzano? Cosa aumentare? Vanno in pensione dopo 2 anni, 6 mesi e un giorno e portano a casa 10.000 euro. Tutti i pensionati della regione siciliana, i deputati, hanno lavorato 2 anni, 6 mesi e un giorno e percepiscono 10.000 euro netti al mese. Noi nel nostro programma abbiamo messo una cosa: siccome io non ti posso ridurre lo stipendio, però lo posso tassare e te lo tasso fino al 75%. Dico, sono le cose che si possono fare. La regione siciliana è stata ostaggio, depredata e depauperata dai nostri politici e dai dirigenti della regione siciliana, che tengono legati mani e piedi i politici, perché quello non è vero, come solo i politici. Quindi questo è il cancro della regione siciliana: politici che pensano solo a esercitare clientelismo e dirigenti regionali che prendono 250.000 euro l'anno di stipendi netti, non lordi, netti, 20.000 euro mensili. Queste sono verità, sono scritti, li potete andare a visitare, a verificare nel sito dell'AIRS e li trovate tutti. E allora, quello che vogliamo fare è una cosa semplice: dare alle famiglie siciliane, accreditandole, 5.000 grammi che hanno un controvalore di 10.000 euro, perché ut commodus c'era scritto nella moneta grano che circolava nel 1500 in Sicilia. Sapete che significa ut commodus? Fanne l'uso per cui ti serve, fanne l'uso che ti gioca, perché tu sia una persona libera, non condizionata. Quindi già 600 anni fa, ai tempi di Filippo II, oggi siamo nell'era di Filippo VI, Filippo I naturalmente rimane il nostro presidente, al quale vorrei fare un applauso, Filippo Scrima, che è il presidente del progetto Sicilia. Quindi siamo nell'epoca di Filippo VI, ma già in Sicilia circolava ai tempi di Filippo II la moneta grana e c'era scritta questa parola in latino, ut commodus, fanno l'uso per cui ti serve. Quindi la moneta deve essere una moneta etica, deve essere accreditata, e nel momento in cui tu l'accrediti alle famiglie che ne hanno bisogno, e si deve accreditare il giusto, non il sovecchio, perché noi abbiamo un dato che ci dice che stiamo facendo le cose fatte bene. Poi chiudo, un solo dato, si chiama reddito disponibile delle famiglie siciliane, 12.000 euro l'anno, media nazionale 18.000, Lombardia 24. Nel momento in cui noi accreditiamo un corrispettivo di 10.000 euro l'anno alle famiglie siciliane, guardate che non è che stiamo facendo un miracolo, stiamo portando la famiglia siciliana nella media nazionale, neanche a livello della Lombardia, nella media nazionale. Quindi se ci sono 1 milione di famiglie che stanno bene e noi diamo a quelle famiglie che stanno meno bene o che stanno male un controvalore di 10.000 euro, non facciamo altro che riportare i numeri medi i numeri della Sicilia nella media nazionale. E allora funziona così, lo faccio girare molto velocemente. Si tratta di aggiungere in Sicilia quella spesa che manca, e lo facciamo soprattutto attraverso gli alimentari e bevande, come diceva prima Chiara, e rilanciamo la filiera agroalimentare siciliana, soprattutto quella biologica. La regione siciliana
italiano, guardate bene, riesce a garantire con il proprio patrimonio tutta l'emissione sia di Gran Carte sia di obbligazione. Questo lo faremo dire a Paolo molto velocemente. La Sicilia è ricchissima, ha un patrimonio immobiliare enorme, ha risorse inimmaginabili, eppure stiamo continuando a vivere da straccioni peggio degli altri. Siamo entrati nell'8º anno in Sicilia a recessione, terzo anno di deflazione. Negli ultimi 8 anni si sono persi 400.000 posti di lavoro. Lavorano 1.250.000 persone su 2 milioni di famiglie. Siamo a livello che lavora uno ogni 2 famiglie. Io penso che siamo andati ormai a terra, quindi abbiamo bisogno di elettroshock, abbiamo bisogno di soluzioni non convenzionali, perché le cose normali non si possono fare quelle che servono per la. Dobbiamo adottare delle soluzioni non convenzionali nel pieno rispetto di tutte le norme, perché Palermo vale quanto Roma, quanto Bruxelles, quanto Italia. Si può iniziare un rinnovamento economico e sociale che nessuna parte d'Europa si può fare, e si può fare subito. Grazie.